Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Dare il massimo, sei finalmente libera di seguire tutti. Playing in a tent is paying the rent. If you put your civilian, it's a major event down in France. Did you hear where that's located? I say in France. Yeah. It's the first thing you hear is something like, and then it spells down in France. Isn't that something? Listen. I say, the girls is all salty, and the boys is all sweet. I say the food ain't too shabby, and they piss in the street. Down in France, is that cold? Say down in France. Now you know what? I saw it walking, it went, and then it said, down in France. Oh yeah. Now you won't believe this. They got the diseases like you ain't never seen. So they got a mystery blowjob. Turn your pea to green. Down in France. That's something. Say down in France. So look, I saw the color. It looked just like it was way on down. And then it turned way on down. I was down in France. Oh yes it was. Listen. Buonasera, a voi la linea. Ben ritrovati, buon pomeriggio, buon venerdì pomeriggio cari radioascoltatori. Avete appena ascoltato In France dall'album Demo Horace di Frank Zappa, perché è lui che ci dà sempre la carica iniziale. Oggi ci vuole, perché fra una mezza influenza e la stanchezza che si accumula al venerdì pomeriggio sono veramente a tocchetti stasera. Io sono Lorenzo Viviani, in regia c'è sempre la nostra indispensabile, fedelissima Sveva, mentre dall'altra parte del cavo, dall'altra parte del microfono, a distanze siderali che vengono coperte solo con queste frequenze d'onda, c'è lui, il mitico, l'incopiabile, l'indelebile, l'incorreggibile, come Lupin, l'incorreggibile Lupin, te lo ricordi il cartone animato? Antonino Danna! L'indelebile, che cacchio sono? Lune Posca, benedetti Dio. Io nella mia vita mi hanno apostrofato in vari modi, ma indelebile ancora non me l'avevano detto, veramente. Gesù, ma veramente, vabbè. Ma vaffanculo. No, cioè, amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle indelebili onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom. Io sono Antonino Danna. Questa è la puntata numero 1032 di oggi, venerdì 11 di luglio dell'anno del Signore 2025, 43esimo da quando abbiamo vinto il Mondiale di Spagna, signore e signori. Come diceva la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché è un bellissimo giornale online. Ci troverete anche stasera liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, a cui daremo la linea alle 18. Poi ci saranno, come sempre, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin. Domani ci sarò io, eccezionalmente in sostituzione del grandissimo Pier Vitorino. Ma scusami, sì, però ci sarà anche Matteo Desio, dimmi. Ma scusami, ma il nostro amico Pier Vittorio non ha più fatto qualche storia? Com'è andata a finire tutta la fiction sul Pier Vittorio? E niente, che poi lui si è svegliato da questo sogno, qualcuno è andato a bussare a casa sua ed era Liliana che gli ha chiesto: sei tu mio padre? E quindi lui lì ha urlato no! Eccetera eccetera. Senti, allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori le coordinate a cui incrociamo: 340-670-9659 se volete dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi, oppure 0292947222 quando lo diremo noi.
Infine vorrei fare un appello, lo sto facendo da un paio di giorni, mi prendo questo momento, caro Lorenzo, Vai. perché se avete voglia di un posto di lavoro regolare con regolare contratto, vi do questo numero di telefono 0331 07 2865. Questo è il panificio del mio amico Salvatore Gaudino a Bienate, in provincia di Milano. Siamo nell'Alto Milanese, vicino Legnano, per capirci. Allora, qual è il problema? Salvatore, che insieme alla sua famiglia sono nostri ascoltatori, praticamente sta cercando un fattorino con la patente B, quindi non c'è bisogno di patenti speciali o cose, perché dovete guidare il furgone dalle 4:30 del mattino alle 8:30, diciamo alle 9 del mattino, lunedì, sabato, 30 ore di contratto regolarmente, contributi, marche, tutto quello che volete voi, e vi ripeto, per consegnare appunto il pane nei vari negozi che sono collegati al suo panificio in quel di Bienate. Per cui se volete un lavoro, se state cercando un lavoro, non importa quale età voi abbiate, l'essenziale è che abbiate la patente B in regolare esercizio, per cui 0331 07 2865, panificio Salvatore Gaudino a Bienate, telefonate, dite che siete nostri ascoltatori e vi daranno udienza. Sarà voce di curriculum, sarà anche una voce del vostro curriculum per beh, essere assunti. Certo. Direi, perché loro mi hanno chiesto, dice, ma non è che ci puoi dare una mano dicendo che stiamo cercando un Ma fattorino? infatti è meravigliosa la radio che la sua utilità, guarda, è meravigliosa sta cosa qua. Se riusciamo a trovare un radioascoltatore a cui aveva bisogno di avere un lavoro e diamo la possibilità a un'azienda di lavorare meglio, di trovare, diciamo, questo aiuto, indispensabile, viene da pensare, perché serve sempre naturalmente uno che porti il pane e faccia le consegne. Appunto. Diciamo che abbiamo raggiunto il top del top. È un altro microfono d'oro, in un altro senso, ma un altro microfono d'oro. Decisamente. Perché... Uno sfilatino d'oro. Esatto, anche perché, voglio dire, si parla tanto, la gente non vuole lavorare, non c'è lavoro, quella. Beh, noi un'offerta di lavoro ve l'abbiamo presentata. Poi vedetevela un po' Ora, voi. poi penso che ora noi parliamo in tutta Italia, ora ragazzi, naturalmente penso che magari insomma sì, saranno la interessati zona di quelli... Legnano, l'Alto Ecco, infatti, Milanese. ecco, dillo bene, ecco, perfetto. Per la Bene, sono precisione, 17, sì, sono prego. 17:44 minuti. Io, Sveva, Sì. ti chiederei se ti appropinqui da chiamare il nostro All'apparecchio telefonico. l'apparecchio telefonico, perché oggi proprio m'ha stimolato, non so, non c'era Semivarin, c'erano i due Pischelletti, Sì, i stamattina barbari c'erano i Barbari Eleganti, eleganti, bravi, nemmeno i io barbari l'ho eleganti. potuto sostituire e mi dispiace. Cioè, le barbari no, sono due bravi ragazzi e Sì, capaci, sono hanno bravi. giusto che almeno si fanno le ossa. I barbari eleganti poi è meraviglioso come come coso, però come Anche perché soprannome. Marco Rubeo è un appassionato delle cravatte, quindi il ragazzo Ah, lo stiamo educando bene in questa adesso radio. è un Andiamo sociopatico avanti. come te, va bene. Ma quale Uno normale non sociopatico? lo troviamo, un appello, uno mezzo normale, riusciamo a trovarlo? Mi sa di no. No. Comunque, detto questo, Scusatemi. 17:45. Innanzitutto, per il momento l'ospite non risponde, quindi aspetto un attimo, e Perché soprattutto potrebbe avete essere... qui a fianco a me Marco Rubeo, Ah. Oh, che vi palesati, saluta. giovane amico. Palesati, esci. Ciao, Esci. grazie per le belle parole, non me l'aspettavo. Prego. Complimenti Io per comunque... la rassegna stampa, perché stamattina mi ha stimolato, perché avete anche parlato di granchio blu, dato che noi abbiamo sempre parlato di granchio blu e anche di queste nuove tecniche che si possono utilizzare per debellare questa minaccia che ha distrutto praticamente tutto l'industria, l'allevamento di vongole, come i nostri radioascoltatori affezionati sapranno, di quel del Delta del Po, insomma, fra Veneto e Emilia-Romagna, dove l'economia florida della vongola verace è stata completamente, come dicevo prima, spazzata via. Abbiamo il nostro produttore Badis Pesanti, che dovrebbe essere in linea, ma era in treno, quindi se riesci a sentirlo, Sveva, semmai andiamo oltre, insomma, ecco. Vedremo un po' che cosa Niente, mi sa che non succederà. risponde.
Sì, vabbè, senti, d'altronde questo è il bello della diretta e soprattutto ancora una volta, ripetendo il titolo del famoso album di Ivan Graziani del 1980, No, purtroppo non Viaggi, risponde. ecco, Viaggi a intemperie. Comunque, senti, Allora, ma provo a sentirlo un attimo io. Intanto te sì. favella, parla. Sì, no, Tanto- io Favello Favello, pare, favello. pare veramente scoraggiando degli squallor, ruppe gli indugi, Favillo, il delfino socio di Berlusconi nei vostri canali 5. Lalla, ti ho perso Lalla. Vabbè, con questa situazione squalloresca direi che abbiamo fatto anche il pieno. Allora, diamo un'occhiatina alle agenzie mentre Lorenzo cerca di acchiappare il nostro ottimo Vadis Paesanti e in particolare, ovviamente, siccome parliamo di agricoltura, prima vi do delle notizie di cronaca, le ultime delle notizie di cronaca e poi naturalmente ci occuperemo di agricoltura. L'ANSA apre con l'inchiesta sull'incidente del volo Air India, ve lo ricorderete un paio di settimane fa, questo aereo che si è infilato nel muro di un palazzo. Il volo Air India del Boeing 787 Dreamliner sono stati spenti dai piloti in cabina. Non è chiaro se sia stato un gesto intenzionale o accidentale. E beh, se stai decollando e spegni i motori, insomma, non è che va a finire proprio bene. La guerra commerciale tra Trump, oggi una intesa breve con gli USA. Rubio, alte le probabilità di un summit Trump? Sì. Il delitto di Villa Pamphili, Kaufman dà in escandescenza al rientro, denuncio tutti. Ma che ti devi denunciare che ti sei fottuto pure 900.000 euro di finanziamento dei film? E incidente a Portocervo, la manager tedesca che ha travolto e ucciso Gaia Costa, dolore, voglio collaborare con i PM. Mondo Paccio, dicono dalle mie mondo pazzo. Comunque adesso diamo un'occhiata invece alla rassegna stampa agricola di quest'oggi, perché chiaramente tra l'altro vedete, interessante. lui fa tanto il fenomeno, no? Fa tanto il simpaticone, non ha capito che venerdì prossimo è la penultima puntata di questa stagione, Ma perché veramente? noi chiudiamo Ma veramente? è gioia, Veramente? noi chiudiamo i battenti il 25 di luglio, No, poi ma dopo tu sì, fai troppe poi dopo ferie, entra Antonino. Parlo col l'orario direttore estivo. responsabile. Fai troppe ferie. Hai ragione, io sono uno dei peggiori fancazzisti di questa Ma radio, vero? non si può dire. Sono Hai il lavorato troppo. fancazzista di Radio Libertà. Sveva, non so se hai letto la nostra chat privata, però lo puoi chiamare adesso. Ho fatto anche un po' Pier Vittorio dicendotelo. Allora, intanto appunto abbiamo la Repubblica, sempre in tema di agricoltura, che dice Dazi, Bruxelles si prepara a fare più concessioni, niente lettere in arrivo, avanza la linea tedesca per cui un'intesa è necessaria anche se cattiva, Trump invia missive ad altri 7 paesi, stangata del 50% per il Brasile. Dall'automotive all'agricoltura, Scusatemi se vi dalla interrompo. Sì. L'ospite in linea. Prego, vai Lorenzo. E allora diamo il benvenuto, dato che siamo riusciti a contattarlo, a Vadis Paesanti, che abbiamo già più o meno presentato, il nostro allevatore di vongole veraci, o almeno purtroppo mi viene da dire Vadis, di quello che è rimasto di una grandissima produzione, ed è proprio originario produttore di Goro, quindi al centro di questo problema. Ciao Vadis! Carissimo Lorenzo, carissimi tutti ascoltatori della radio, grazie mille, buon pomeriggio sempre per così darmi la possibilità di tenerci in contatto. Grazie Lorenzo. Ben trovato. Allora, amico mio, ti volevo chiedere soprattutto, prima di tutto, come sta andando la situazione. Purtroppo l'abbiamo raccontata dalle prime ore dell'arrivo del granchio blu, proprio quando insomma si sono purtroppo viste queste prime chelette, prime zampette, primi colori blu che arrivavano nel delta del Po. Abbiamo seguito tutto il dramma delle produzioni di vongole veraci e dell'economia che è stata, diciamo, distrutta da questa specie aliena, specie esotica che viene da altri mari. Com'è la situazione in questo momento, in questo venerdì 11 luglio?
Allora, velocemente, la situazione, se fino, giusto dire, a 15 giorni fa avevamo qualche positivissimo pensiero nel dire quest'anno vi sono alla data odierna, a differenza di già 3 mesi fa, molti meno granchi, perlomeno grossi, grandi, maturi, maschi e femmine, sapevamo di dover aspettare i cicli della natura e in effetti cosa è successo? 10 giorni fa, 15 è troppo, 10 giorni fa che c'è stata una esplosione, con quella calura c'è stata un'esplosione veramente immensa, come il 2024 e così come il 2020. Una cosa a livello biologico, tu che sei un biologo, potremmo dire, dicono i nostri vecchi pescatori, manca una butà, probabilmente manca un giro, un passaggio di granchi, perché fino a 2 mesi fa, e questo è il punto, laddove l'anno scorso e l'anno prima ne abbiamo presi tantissimi grandi adulti, fino a 2 mesi fa c'era un granchietto medio piccolo, più piccolo che medio. Quel granchietto, tu che puoi spiegare meglio di me, quando cambia la muta, tu sai che cresce 2-3 volte da quello che era dalla muta prima, dal carapace prima, e quindi purtroppo le orecchie e il naso sono già per terra perché vi è una esplosione enorme. Vale perché lo stesso discorso, la stessa spia vuol dire quel che vedevamo in natura era sia a Comacchio che in Sacca di Goro che a Sacca Scardovari, ma purtroppo è riesploso come l'anno scorso. Vadis, ben trovato di nuovo, sono Antonino Danna. Una domanda, ma visto che Grazie, di nuovo è Antonino. esploso, ben trovato, la domanda è un po' dal sapore vagamente leninista ma pratico: che fare? Allora, mi piace la tua domanda e ti rispondo volentieri. Che fare? Allora, noi abbiamo a livello ministeriale, a livello di governo, un commissario ad acta nominato, un commissario ad acta che, nonostante il grande impegno, voi mi insegnate che la burocrazia va oltre i buoni propositi, noi il piano operativo dobbiamo ancora iniziarlo. Il commissario ha scritto alle regioni qualche giorno fa, martedì, ha scritto alle regioni per condividere il piano operativo, ma noi oggi del commissario non abbiamo del cronoprogramma ancora impegnato, nessun soldo. Siamo ancora al carissimo amico, bene. Prego? Siamo ancora al carissimo amico, come si suol dire, praticamente a niente. Confermo. Andiamo La bene, regione si è impegnata anche quest'anno, Emilia Romagna, e quindi bisogna dire grazie con un altro 1 milione di euro, ma la novità, cosa fate alla tua domanda, da quest'anno, dopo un terremoto, come abbiamo sempre detto, non ci si può organizzare un minuto dopo. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che a Goro, allo stabulario del Copego, Consorzio Pescatori di Goro, hanno iniziato già da 3 mesi finalmente a lavorare il granchio. Tutte le donne socie, sono circa 70-80 donne tutte le mattine che di buon'ora lavorano quel granchio, che sono già partiti 4 containers per la Corea del Sud e 2 containers per gli Stati Uniti, e questa è l'altra grande notizia, perché quel che noi vogliamo è avere la possibilità di non smaltire più nessun chilogrammo di granchio, ma avere la possibilità, per quanto poco costi, 1 euro, 1,10 euro, 90 centesimi, poterlo lavorare affinché se ne possa pescare il più possibile al fine di abbassare la curva. Questa è la grande notizia. Proprio Ma perché spieghiamo ci anche ai siamo nostri organizzati in paese. Vadis, spieghiamo un attimo ai nostri radioascoltatori, scusa se ti blocco, perché la cosa sconcertante che avveniva fino a poco tempo fa, e sono contentissimo di questa notizia in cui riuscite a valorizzare, almeno a recuperare qualcosa anche dal granchio blu, è che i pescatori di Goro
dovevano smaltire in discarica, dal punto di vista ecologico anche una cosa aberrante, ma dal punto di vista anche economico aberrante, perché consumavano un sacco di risorse economiche proprio per smaltire il granchio, quindi veramente qualcosa di inaccettabile, quindi molto bene, però posso farti una battuta, poi ti lascio la parola, abbiamo 3 minuti a disposizione, ti faccio finire, una battuta che purtroppo è sempre la solita storia. Le imprese si organizzano, gli emiliani, i romagnoli si imboccano le mani, che come sono imboccate le maniche i veneti in questo caso, si ingegnano, trovano la soluzione, e però chi deve dare una mano, e lo dico io che ho fatto anche io politica, rimane sempre un passo indietro. E ti faccio anche una battuta, e me ne assumo anche responsabilità, che i commissari per funzionare la devono eliminare la burocrazia, semmai il commissario non serve a niente, serve proprio per bypassare alcuni livelli burocratici. Se un commissario sta dietro la burocrazia, vuol dire che non serviva al commissario per fare quel lavoro lì. Perdonami la battuta. No, guarda, io ti ringrazio perché voglio dire, tu che sei un uomo di mondo, sei un politico o comunque stato un parlamentare, hai già detto tutto tu. Io per rispetto non aggiungo nulla perché faccio parte del tavolo del commissario, ma tu hai fatto una fotografia e le fotografie parlano da sole ed è esattamente quel che tu hai detto. Noi oggi purtroppo non abbiamo ancora impegnato un centesimo del piano operativo, laddove ringraziamo commissario e governo comunque, ma noi oggi purtroppo quasi dopo 3 anni non abbiamo ancora impegnato un centesimo. Prego, io ho solo una domanda, un numero mi serve. A quanto va un chilo di vongole tue in questo periodo? Soprattutto con il prezzo ci state dentro? Allora, fai tutte le domande a Donino che sembrano cadute dal cielo, ma non è così. Ti ringrazio anche qui per la domanda, perché se noi fino a 2 settimane fa eravamo a 13 euro al chilo, prezzo che non è il suo prezzo ovviamente, ma visto che non ci sono vongole veraci è normale che i giochi del mercato portino il prezzo a 13, siamo pian piano nel giro di 2 settimane, 20 giorni, arrivati a 11, ma se noi andiamo a vedere il costo che abbiamo pagato il seme, perché in natura, nei banchi naturali dove avevamo motivo di approvvigionamento, anno più, anno meno, stagione più, stagione meno, e quindi erano vongole che trovavamo in natura, nei banchi naturali, raccolte e reimmerse nelle nostre concessioni, oggi le dobbiamo comprare. Abbiamo delle spese di vongola al chilo che vanno dai 9 agli 11 euro al chilo, pur di tenere in piedi il mulino. È vero che il prodotto non è adulto, diciamo che fa 2 salti, 1, 2, intanto deve campare, ma tu hai già messo il dito nella piaga. Per stare in piedi, e visto il prezzo delle vongole che si trova in giro, noi praticamente lavoriamo quasi alla pari. Ti ringrazio per mantenere il mercato e mantenere anche il vostro logo, il vostro marchio, giustamente. Certo, confermo. Badis, il tempo ci corre dietro, però ci ha dato una testimonianza reale di quello che sta succedendo nel Delta. Io ti ringrazio sempre, ci aggiorniamo prossimamente, sperando che le notizie siano migliori di quelle che ci ha portato. Comunque, già uno spiraglio sul fatto che si valorizzi il granchio blu, già quello ci ha dato un po' di luce. Grazie a Vadis Pesanti e salutiamo naturalmente Goro e tutti i lavoratori della Vongola Verace. Ciao Vadis! Grazie a voi, grazie a Radio Libertà, a tutti gli ascoltatori, ciao! E allora ragazzi, adesso vi lasciamo al direttore responsabile Giovanni Sallusti per Liberamente. A tra poco! Avete ascoltato Chilometro Zero.